Buongiorno a tutti e benvenuti a San Patrignano, in particolare nella cantina, un fiore all'occhiello tra i settori di formazione della comunità di San Patrignano. Io mi chiamo Antonio Tinelli e rappresento il cuore sociale della comunità. Insieme a tanti altri responsabili che fin dal 1978, anno in cui Vincenzo Muccioli ha fondato la comunità di San Patrignano, sono qui a garantire la continuità, la familiarità, l'identità di una straordinaria realtà italiana che è patrimonio di tutti noi. 1978, oggi 25.000 ragazzi passati dalla comunità. Dietro lo straordinario slancio di entusiasmo del fondatore hanno ritrovato la vita 25.000 persone. Lo hanno fatto in maniera assolutamente gratuita, trovando a San Patrignano non solo la disponibilità all'accoglienza, la disponibilità all'ascolto, ma una famiglia che si è fatta carico di loro, ascoltandoli 24 ore al giorno, per tutto il tempo, incessantemente, interessati da un unico obiettivo: recuperarli alla vita. Il 72% dei ragazzi che svolge e conclude un percorso a San Patrignano si recupera in maniera piena, completa e totale alla vita attraverso un lavoro, attraverso una rete di relazioni sociali, attraverso una vita affettiva. Il 92% dei nostri ragazzi al termine di un percorso si reinserisce con un'attività lavorativa. Questi ragazzi qui trovano, attraverso degli straordinari rapporti di intensità, di profondità, di interesse, attraverso un percorso di formazione, la loro piena realizzazione. Si reinseriscono attraverso la competenza che hanno acquisito qui concretamente. Siamo nel mezzo delle vigne della comunità di San Patrignano. Prima di parlare delle vigne però vorrei sottolineare il fatto che in qualunque posto ci troviamo a San Patrignano, principalmente nelle vigne, c'è uno spirito e una vita che riconduce a quello stesso della comunità. Cioè tutto, la natura compresa, contribuisce a dare un contributo particolare che non si trova al di fuori di questa recinzione, di questi confini. Le vigne sono curate direttamente dai ragazzi, sono 104 ettari che vengono seguiti a livello addirittura sperimentale, perché qui c'è l'esasperazione della ricerca della qualità estrema e quindi non soltanto una differenziazione varietale, ma una differenziazione clonale, una differenziazione sui porti innesti, una differenziazione in quello che è il sistema di coltivazione in funzione della destinazione commerciale, ma principalmente al fine di rilevare le reali potenzialità di questo territorio così unico al mondo. E quando dico unico, non dico che non ci sono terreni come questi o esposizioni come questi, non c'è lo spirito, non c'è l'aria, e nel campo del vino lo spirito è importante come in pochi altri settori. 104 ettari, come abbiamo detto, in vigna, siamo in Romagna e quindi la cultivar d'eccezione non poteva non essere del Sangiovese. Ma dire Sangiovese significa essere un po' troppo generici e superficiali a San Patrignano. Noi abbiamo una serie molto numerosa di cloni di Sangiovese, logicamente impiantati in funzione della caratteristica di quel singolo terreno, di quella singola pendenza e di quella singola giacitura. Ogni vigneto è destinato a priori a una certa tipologia di vino, salvo l'andamento stagionale. Quindi noi ritorniamo sulla decisione iniziale in funzione dell'andamento stagionale. Le nostre colline sono fantastiche non solo per la loro costituzione chimico-fisica, ma anche perché guardano il mare, e quando la collina guarda il mare significa che ha tutto: ha ventilazione, ha temperatura, ha sbalzo termico, ha salinità che gli deriva appunto dal vento marino. La varietà principale, dicevo, quindi è Sangiovese. Poi abbiamo anche altre varietà che abbiamo aggiunto, che sono il Montepulciano, che comunque sia, non ci dimentichiamo, non è romagnolo come il Sangiovese, ma comunque è il vitigno principe di tutta la costiera adriatica, e qui siamo sull'Adriatico logicamente. Abbiamo poi delle varietà che hanno risposto benissimo, internazionali, che noi riteniamo ormai locali, che sono certi cloni di Merlot e di Cabernet Sauvignon, che vanno a costituire
quello che insieme a Avi è il nostro cru, cioè il Monte Pirolo. La vendemmia è fatta tutta rigorosamente a mano dai ragazzi di San Patrignano, tutte le uve vengono passate per la schiccatura manuale e quindi c'è una severissima attenzione a tutta la materia prima. La cantina logicamente segue lo stesso identico percorso di cura e di attenzione, quindi c'è una divisione delle uve non soltanto, come dicevo, per destinazione finale, ma anche per qualità e tipologia di uva. C'è una distinzione dei cicli di fermentazione, c'è una distinzione dei cicli di evoluzione nei differenti recipienti di legno, che sono recipienti grandi da 25-30 ettolitri per quanto riguarda il Sangiovese, sono da 2,5-5 ettolitri per quanto riguarda il Montepulciano e i vitigni Merlot e Cabernet Sauvignon. Lungo periodo di affinamento come esige il Sangiovese e poi si passa all'imbottigliamento. L'imbottigliamento è una fase molto importante, quindi significa mettere il vino nella sua location finale, cioè prima del bicchiere c'è la bottiglia, quindi come conservarlo in bottiglia è un altro aspetto fondamentale che segue San Patrignano, lo segue attraverso il mantenimento delle bottiglie in locali a temperatura e umidità adeguata per quel tipo di vino, lo segue principalmente per il sistema di chiusura con dei tappi che comunque sia devono garantire l'integrità del prodotto nel tempo. E noi sappiamo, noi enologi, quanti tappi sono importanti, ma diciamo che da questo punto di vista abbiamo delle assistenze tecnico-scientifiche e umanitarie che garantiscono a San Patrignano la tranquillità da quel punto di vista. I vini di San Patrignano si consumano per la loro bontà, per le loro caratteristiche, per la loro unicità, perché prodotti, è vero, con l'anima dei ragazzi in fase di recupero, ma con l'intenzione di fare un grande prodotto. Questa è la mission di San Patrignano, perché attraverso questo obiettivo noi abbiamo raggiunto il massimo risultato nel recupero dei ragazzi. Nessuna comunità al mondo ha una percentuale di recupero totale come la San Patrignano e questo a noi del settore ci fa piacere pensare che buona parte è merito del vino. Stiamo per degustare il nostro prodotto di punta come marchio, che è Avi. Avi sta a Vincenzo, cioè è stato dedicato questo vino al fondatore della comunità, Vincenzo Muccioli. Ecco, noi pensiamo che San Patrignano ha dimostrato che c'è vocazione umana anche in Romagna per fare un grande Sangiovese. 2014 non è neanche un'annata eccezionale, però ci piace la sfida, cioè ci piace navigare in mari agitati, no? E questo è un vino che dimostra appunto quando la passione, quando la tecnologia è veramente profonda, quello che può dare. Il colore è tipico di un Sangiovese, cioè un rosso trasparente, lucido, brillante, che logicamente con l'invecchiamento andrà ad assumere leggeri, non profondi note tinte aranciate. Il profumo, profumo viola marmora, nettissimo. Non ci sono sentori di tappo, ma in questo caso, vista l'azienda che ce l'ha fornita, la Colombina, eravamo più che tranquilli, ma non si sa mai. Molto fruttato, diciamo, ha una nota non soltanto di mammola, ma anche di frutta rossa. Non si avverte il sottobosco, ancora perché è un Sangiovese molto giovane. Passiamo al gusto. Vibra, lascia una traccia in bocca che non finisce mai. Cioè se la porta addirittura nello stomaco, ma non è la traccia calda dell'alcol, è la traccia calorica, diciamo quasi carezzevole, ma energica, non banale, che può dare un grande Sangiovese.